Costa una denuncia per violenza privata al sindaco di Gallarate Andrea Cassani, la ruspa inviata il 31 agosto scorso al campo Sinti di Via Lazzaretto. Giovedì mattina l'avvocato che difende le famiglie tornate a vivere nell'area smantellata nel 2018, Luca Baruccio, ha annunciato inoltre di aver depositato una richiesta di risarcimento danni per 210.000 euro per diffamazione, sempre a carico di Cassani. Recati al tavolo del prefetto, proprio finalizzato a trovare delle soluzioni, ma il sindaco non si è presentato e queste soluzioni evidentemente non le vuole trovare. Ma se un sindaco non trova le soluzioni, il sindaco non fa il suo dovere. Ecco perché noi ci siamo rivolti al TAR perché annulli questo provvedimento e lo sospenda in via urgente, in attesa che la questione della sistemazione dei miei clienti trovi una definitiva soluzione. Abbiamo anche chiesto al comune di Gallarate e in particolare al sindaco di sederci a un tavolo per trovare assieme una soluzione, ma la risposta pubblica è stata assolutamente negativa, non vuole neanche ascoltarci. Ecco perché siamo costretti ad andare davanti a un giudice. Abbiamo anche in data odierna depositato una denuncia penale contro il sindaco. Riteniamo, e questo è il nostro punto di vista, saranno i giudici a valutarlo, che aver condotto una ruspa con un camion il giorno dello sgombero sia stato un atto non giustificabile dal punto di vista pratico, perché non c'era niente da distruggere, niente da abbattere, non ci sono illeciti edilizi, non ci sono case abusive, però di fatto quella parata, quella messa in scena e quella comparsa del camion e della ruspa ha esercitato un grave perturbamento, una grande paura e anche sofferenza nei minori, nelle donne, c'era una donna incinta, persone anziane che si sono viste in pericolo per la propria vita, per il proprio ambiente, per le proprie cose. E quindi quel camion, che poi non è servito a nulla perché se ne sono tornati indietro, ha però raggiunto l'obiettivo di spaventare i miei clienti. È soltanto l'intervento mio, del mio studio, che li ha rassicurati e li ha confortati all'idea di dover rimanere dove erano, perché era un loro diritto stare dove si trovavano, e di non temere la presenza di quel camion e di quella ruspa, che infatti se ne è tornato indietro, a dimostrazione che non serviva a nulla.